Signori, buongiorno, stiano comodi. Buongiorno signor Giammarini. Buongiorno signor Presidente. Presenti in aula al momento l'avvocatessa Valenti e l'avvocato Franco Passanisi. Manca l'avvocato Manca. La pubblici ministeri non si stanno. Non c'è tu? Sì. Il pubblico ministero, finché il ministero non si può fare. Cioè devo finire, anche perché poi dopo tu nel caso devo L'avvocatessa Danna. Buongiorno. Marinaldi non viene. Allora, chi è che chiedeva la parola? Il signor Aiello o sbaglio? Da qui non riesco a distinguerlo. Mi date la comunicazione sull'ultima cella di destra. Buongiorno signor Presidente, appena lei ritiene opportuno dovrei leggere una lettera. Lei è il signore Francesco Tropea. Tropea. La scorta mi accompagni qui il signor Tropea. Erano arrivati a pistone, Allora, per iniziare l'udienza l'avvocato Passanisi sostituisce i difensori non presenti al momento in aula. Non lo dicevo. Presidente? Presidente? Scusi, signor Giammarini. Faccia accomodare il collaborante? Un momentino per favore, un momento di pazienza. Sì, Presidente. Grazie. Buongiorno, si accomodi signor Tropea. Presenti gli avvocati, l'avvocato Catania e l'avvocatessa Valeria Rizzo. Ha la parola signor Tropea. Presidente, preferivo... No, non è acceso, è acceso. Siccome devo leggere una lettera che riguarda anche i signori avvocati, preferivo che almeno ci sia un numero più consistente. Quello che poi ritiene opportuno io faccio. Signor Tropea, lei può leggerla, la mettiamo a verbale oppure poi se ne parla stasera? No, allora leggo adesso. Sì. Intanto diamo atto alla presenza dell'avvocatessa Dionisi e dell'avvocato Papalia. Allora, signori Presidente e signori della Corte, signori pubblici ministeri, signori avvocati, leggo una lettera in nome di tutti gli imputati di questo procedimento.
Inoltre mi scuso se la mia audizione non sarà molto perfetta, causa una mia non perfetta condizione fisica. Grazie. Da 7 mesi abbondanti seguiamo questo processo con il desiderio e l'impegno che si possa fare luce propria e vera e non luce riflessa e falsata su questioni e problematiche non indifferenti. Il nostro unico e solo intento è stato quello di seguire e mai intralciare il vostro operato. Siamo stati sempre all'attenzione continua, malgrado lo stress tante volte superava i limiti della sopportabilità. Ci siamo fino ad ultimamente sottoposti a lunghe trasferte, pur patendo sofferenze sia fisiche ma soprattutto morali, sempre per il grande desiderio di andare e infine in fondo alla ricerca della verità. Insomma, non vogliamo, e crediamo che sia nei nostri diritti umani chiederlo, una giustizia sommaria, solo perché il fatidico mese di ottobre possa far vedere la luce a pochissimi degli attuali imputati. Voi sapete benissimo che in questo processo tante posizioni non sono più quelle originarie. Non esiste più soltanto il processo Ossa Maggiore 1, cioè quello di sola associazione, bensì la numerazione progressiva ha consentito di fare delle altre operazioni. C'è l'operazione Sagittario, inclusa nel medesimo processo, che costa più di 50 imputati, i quali la scadenza la vedranno a marzo 97. Ed infine esiste l'operazione Ossa Maggiore 3, che vede gran parte di questi imputati sempre impegnati anche in codesto processo. Quest'ultimo le scadenze le ha alla fine dell'anno 97, se non agli inizi del 98. Quindi riteniamo che da parte vostra ci sia una frettolosità ed un allarme di poca giustificazione, con la conseguenza che le eventuali decisioni scaturirebbero solo da esse. Vediamo gli avvocati in grande difficoltà, con tutto l'interesse che stanno mettendo e soprattutto con tutta la professionalità che stanno mostrando, non riescono a stare dietro a questi ritmi forzati ed estenuanti e a tanti ed improvvisati ostacoli di natura tecnica, posti spesso dai signori pubblici ministeri. Non hanno il tempo materiale di fare le loro dovute analisi, le loro comparazioni e tutte le eventuali verifiche che l'andamento dei fatti processuali impone. Tutti questi naturalmente sono risvolti che avversano solo sulla nostra incolumità, più o meno giusta, che sarà da definire. Ci permettiamo di parlare di incolumità perché la giustizia e la decisione della libertà di un uomo crediamo che sia al di sopra di ogni cosa e di una importanza assoluta. E quindi è importante per noi che siamo giudicati e per voi giudicanti essere sereni, oculati ed imparziali, al fine che un giorno non possa minimamente essere scalfito o criticato il vostro onorato operato. Con la speranza di poter risvegliare gli animi dei giusti nasce la nostra rimostranza interiore, rimostranza che ha solo un aspetto e un carattere umano e psicologico per essere noi stessi attori di un processo basato sulla vera ricerca della verità. È da precisare, signor Presidente e signore della Corte, che la nostra non è una protesta e nemmeno una strategia opposta per ostacolare o ritardare i tanto desiderati e giusti tempi processuali, ma solamente la dimostrazione di una consapevolezza interiore che traslucida fin troppo chiaramente dai vostri ritmi forsennati. È per questo, signore della Corte, che abbiamo rimesso noi tutti concordatamente l'anonima ai nostri avvocati e ci affidiamo alla clemenza e alla buona fede della Corte, affinché si possa ottenere la giusta analisi delle cose. Questo per esternare un primo e vero approccio con tutti voi parte giudicante, affinché possiate veramente compenetrarvi alla realtà che stiamo vivendo. Forse è difficile compenetrarsi quando le stoltezze dei signori collaboranti ci infliggono con estrema naturalezza. È difficile restare calmi e impassibili alle audizioni di certe assurdità ed imprecisioni proclamate da diversi collaboranti. Con tutto ciò, quasi sempre lo siamo stati, al fine di evitare polemiche e schiamazzi,
sicuramente tante volte inevitabili, ma fastidiosi e fuori luogo. Un siffatto approccio consente, a vostro avviso, di enucleare quel senso di mistero che la storia di questo processo possiede, di far emergere quel senso di indefinitività che permette a voi, signori giudici, di cogliere sfumature altrimenti impossibili e contemporaneamente di non considerare verità quella che è soltanto un'ottimistica e ingenua certezza della inaffabilità delle cose fondate sull'analisi dei collaboranti. Concludendo, il metodo che la pubblica accusa in questo processo ha voluto applicare ci pare quello più idoneo per tenere lontane dalla ricerca storica le realtà, le tentazioni etiche e ideologiche e per poter riconoscere la forza del contingente e dell'imprevisto nello svolgimento del destino degli uomini. La verità è una, signori della Corte: i danni che provengono agli uomini nascono o dall'odio o dall'invidia o dal disprezzo, a seconda se si ritenga uguali, inferiori o superiori agli altri, da cui il saggio resta incolume con il ragionamento, ed il ragionamento è quello che ci insegna il limite dei desideri e la loro conseguenza classificazione. A voi saggi, signor Presidente, signor della Corte, noi chiediamo comprensione per lo sfogo e un pur minimo senso di avvicinamento alle sentite motivazioni da noi oggi esposte. Giunti alla conclusione del seguente comunicato, arriviamo al punto fermo della nostra intenzione. Siamo disposti, continuando con questo tenore, a rinunciare a tutte le prossime udienze, come legge ci consente, fino ad ultimazione del processo stesso, onde evitare ulteriori nostre delusioni e solite e programmatiche vostre conclusioni. Le delusioni sono importanti da sottolineare. La delusione è un sentimento di sconforto che si prova alquanto le speranze e le attese, diciamo per motivi contingenti, non si attuano. Rivolgendo un pensiero ai signori avvocati, diciamo loro che probabilmente, venendo a mancare i nostri fiati, i nostri affanni, le nostre naturali pressioni, esercitate al fine di poter ottenere la benché minima essenza di comprensione e di giustizia, possono sentirsi scuotere l'animo, perché l'orgoglio e la rabbia di essere alla pari possa lor far risorgere l'imposizione dell'etica professionale e il ricordo del giuramento in li tempore prestato, così da potersi finalmente apostrofare legale di fiducia. Adesso, signor Presidente e signor della Corte, con la speranza di non essere stati né trasgressivi e né tantomeno invadenti o poco ortodossi, porgiamo il nostro grazie per la vostra cortese attenzione, auspicando un buon e sereno proseguimento. Gli imputati di codesto processo. Signor Tropea, intanto lei la consegna questo scritto e noi lo accudiamo al verbale dell'udienza di oggi, se non c'è niente in contrario da parte vostra. E dico a lei, come dico a tutti, che essendo arrivati alla fine dell'originario programma probatorio del pubblico ministero, procederemo con gli stessi ritmi sino all'esaurimento, perché abbiamo bisogno tutti quanti di una pausa successiva all'acquisizione del programma probatorio originario sia del pubblico ministero che dei difensori, per poter cercare di riordinare tutto questo materiale e di pensarci sopra. E lei si renderà conto, come vi renderete conto tutti, che prima si finisce l'acquisizione del materiale e prima si potrà avere questa pausa per vedere quello che si dovrà continuare a fare. Quindi io, per quanto riguarda il prossimo futuro, non posso assicurare ritmi di lavoro diversi da quelli che abbiamo tenuto sino ad ora. Vi regolerete di conseguenza come riterrete più opportuno. Comunque io potrei parlare a livello personale per la mia posizione, signor Presidente, però in questo momento, signor Tropea, in questo momento non è il momento dopo e neanche questo, poi il momento opportuno ne parleremo. certamente. Grazie. Allora diamo atto della presenza degli avvocati
stasera. Come? A nome degli avvocati non lo possono fare stasera. Stasera alla fine dell'udienza. Oppure con dichiarazioni alla matricola, quando insomma ci sono vari modi. Per ora proseguiamo con l'audizione di Pattarino. Diamo atto della presenza dell'avvocato Amato e nel frattempo è sopraggiunto anche l'avvocato Dragonese. E l'avvocato? Giorgio Colani. Sì. Allora, signor Giammarini, noi saremmo pronti se lei vuole introdurre il signor Pattarino. Sì, Presidente. Grazie. Ora c'è da accomodare fuori. Allora, il signor Pattarino è presente nell'aula e stamattina come sta il signor Pattarino? È un po' meglio, Presidente. Non è in perfetta forma fisica comunque? No, ma comunque un po' meglio. Allora il pubblico ministero può procedere. Signor Pattarino, mi raccomando di parlare scandendo le parole, senza precipitarsi, oppure cominciare i discorsi lentamente e poi accelerare il ritmo della sua dizione. Cerchi di parlare nella maniera più chiara possibile e più forte. Pubblico ministero. Sì, Presidente. Nonché copia dell'istanza di remissione di libertà mi hanno detto i carabinieri che lei dice mi devo autorizzare, lei mi autorizza. Questo dipende anche dal modo in cui parla ciascuno di noi, signor Soraniti. Allora, pubblico ministero. Signor Pattarino, mi sente? Sì, buongiorno. Buongiorno. Scusi, un'ultima raccomandazione al pubblico ministero o a chi seguirà con il contraesame di vedere di regolare il tono e il modo di parlare dell'interlocutore, di regolarlo direttamente secondo la sua percezione. Grazie. Sì, Presidente. Signor Pattarino, lei ha conosciuto o sentito parlare di tale Pistone Francesco? No. Pizzimento Paolo? No. Privitera Mario Giuseppe? Il Privitera Mario l'ho conosciuto in carcere a Noto nell'88, non so se parliamo della stessa persona. Era imputato per un omicidio commesso a Messina. Puglisi Alessandro lo conosce? No. Per il Privitera di cui diceva lei, conosciuto nell'88, per il Privitera a cui lei ha fatto riferimento poc'anzi, conosciuto in carcere nell'88, lei ha detto che era imputato per un omicidio commesso a Messina. Quale omicidio era? Non me lo ricordo l'omicidio qual era, comunque era un ragazzo che era affiliato al nostro gruppo, l'ho conosciuto nel periodo che mi trovavo in detenzione al carcere di Noto, unitamente a Enzo Santapaola, figlio di Natale, e a Orazio Torrisi. Orazio Torrisi chi è? Un altro appartenente al nostro gruppo, oggi è diventato parente tempo fa è diventato parente di Aldo Ercolano, prima era nel gruppo dei Ferrera. Parente di Aldo Ercolano in che senso? Credo che ne abbia sposato la sorella. Quindi sarebbe cognato di Aldo Ercolano? Sì.
Le ragioni dell'omicidio invece consumato a Messina le conosce? No, dottore, non le conosco, ne parlavamo poco di questo omicidio anche perché il Privitera Mario, che dico io, era stato già giudicato in via definitiva, quindi non se ne parlava più di tanto, anche se lo stesso era innocente di questo omicidio. Lei nel corso del suo esame ha fatto riferimento a Pietro Puglisi, ricorda? Sì. E ha precisato che il Puglisi si occupava anche di stupefacenti. Sì. Desideravo chiederle, lei ha avuto contatti diretti con il Puglisi nel settore del traffico di stupefacenti? No, con il Puglisi proprio no, con suo cognato Mazzaglia Salvatore. Mi sono recato una volta insieme ad Angelo Santapaola a Mascalucia, dove abitava il Mazzaglia, e il Santapaola Angelo gli consegnò dei soldi che gli doveva per l'acquisto di una partita di stupefacenti, e col Santapaola commentavamo che una quota di questa sarebbe andata a Piero, perché era lui che gestiva il traffico nel suo gruppo. Era in sostanza quello che ha riferito ieri, mi pare, nel corso del suo esame? Sì, in sostanza sì. E quanto ammontava la somma, forse l'aveva già riferito, io lo Stato non ricordo, la somma che doveva essere consegnata al Mazzaglia dall'Angelo Santapaola? Non ricordo bene la somma precisa che consegnò. Credo ieri che abbiamo parlato della somma che settimanalmente il Santapaola versava alla Campanella, non credo di aver parlato di una qualsivoglia somma che il Santapaola... Lei aveva accennato a questo rapporto con il Mazzaglia ieri, se mal non ricordo. Sì, ma non ricordo di aver detto qual era la cifra che gli versò il Santapaola al Mazzaglia, o perlomeno non ricordo. Che tipo di sostanza prendeva l'Angelo Santapaola dal Mazzaglia? Forse l'aveva già detto, se lo può ripetere, signor Patterino? Sì, cocaina ed eroina. Lei ha avuto modo mai di parlare con il Pietro Puglisi? Sì, io lo conosco da quando io ero piccolino, a Pietro Puglisi. E l'ultima volta che l'ho incontrato fuori è stato nel 92 a Graniti, quando andai a trovare zio Nitto. In quell'occasione ha avuto modo di discutere con il Pietro Puglisi? No, abbiamo parlato così, un po' di cose vaghe, non di cose specifiche. Poi il Puglisi si appartò con zio Nitto nell'altra camera, e io me ne andai con Giuseppe Mangion, fratello di Francesco, tornai in città. Ci siamo scambiati i saluti per le reciproche famiglie, mi diede i saluti per mia madre e mi disse di andarlo a trovare. Senta, sua madre fino a quando è andata a trovare, se ciò è avvenuto chiaramente, il Mangion Francesco? Se non ricordo male, sino al 90, però l'ultima volta che il Mangion mi diede un pensiero per mia madre fu il 14 febbraio del 91, essendo San Valentino mi diede $1,5 milioni per comprargli un regalo a mia madre, anzi lo consegnò a mia sorella Silvana questi soldi, perché eravamo andati a trovare insieme, io, mia sorella e mia moglie, e quella che poi è diventata mia moglie, siamo andati a trovare insieme il Mangion nella casa di Salvatore Cesaretti. In precedenza, se sua madre avesse voluto parlare con il Mangion, e sempre se ciò è avvenuto chiaramente, signor Patterino, che criteri doveva seguire?
Mia madre non poteva legarsi direttamente dal signor Mangione perché né mia madre né io abbiamo mai saputo dove dimorava il signor Mangione. Comunque mia madre per andarlo a trovare chiedeva di incontrare il Mangione Francesco o a Mangione Giuseppe, il fratello di Francesco, o alla Sant'Onofrio. Lei nel corso del suo esame ha fatto riferimento al Sigros Sì, e all'incendio che ne ha determinato la distruzione. Lei ha mai saputo chi materialmente si è occupato di tale vicenda? Cioè chi sono i responsabili di tale fatto delittuoso? no, materialmente non so chi sono i responsabili. Allora si parlava che se ne fossero interessati il gruppo di Schillaci, di Giuseppe Schillaci. Se ne parlava fra chi? Materialmente chi è andato a farlo o se la notizia era reale. Se ne parlava fra chi, signor Pattarino? Ne ho parlato con Mangione Giuseppe, ne ho parlato con altri affiliati del gruppo, ne ho parlato col Cilona, col Di Raimondo. Questo in che Diceva epoca? che forse si erano interessati, comunque si era vaghi su questo fatto, anche perché nell'ultimo periodo si era molto restini a parlare di chi materialmente commettesse determinati reati proprio a causa del fenomeno del pentitismo. Quindi si era ristretto il cerchio, ancor più di quanto lo era prima. Senta, lei nel corso del suo esame ha fatto riferimento anche a Pulvirenti Antonino, Sì. ricorda? Lei l'ha conosciuto personalmente il Pulvirenti Antonino? Sì. Ha mai saputo di cosa si occupasse il Pulvirenti Antonino nell'ambito dell'organizzazione? Presidente, c'è opposizione a questa domanda del pubblico ministero. Credo che la domanda ammissibile sul Pulvirenti sia già stata fatta scandagliando una certa vicenda che è quella di cui lo stesso deve rispondere. Mi pare che abbia già risposto e non abbia altro da Il aggiungere. pubblico ministero può fare la domanda diretta se accoglie l'opposizione in questi limiti. Non avevo una ragione per la quale ponevo la domanda in quella maniera che vorrei appunto spiegare. Il signor Pattarino aveva specificato con riferimento al Pulvirenti Antonino un ruolo particolare nell'ambito dell'organizzazione in assenza del Piero Puglisi come uomo che ma è questo, ma io mi riallaccio questo a questo. c'è già verbale avvocato Catania ed è proprio questo che può rientrare nell'oggetto dell'opposizione proprio perché è fuori dalla contestazione Forse però io non sono stato chiaro. del delitto per cui stiamo procedendo. Se mi consente l'interruzione del pubblico ministero e lei, Presidente, la domanda già sull'episodio Sigros l'ha già posta in questo preciso istante e il collaborante ha detto tutto quello che sa, che ritiene di sapere. Quindi dico l'ulteriore domanda, e questo era il senso della mia Sì, opposizione. e in questo senso, avvocato Catania, la rigetto l'opposizione e invito il pubblico ministero a fare la domanda diretta. Presidente, io posso fare la domanda diretta, però la strategia del pubblico ministero era diversa ed era è inutile che la sto a spiegare perché risponderei Signore, al posto del collaborante. Voglio dire, c'è un'imputazione che è precisa, che può essere conosciuta e tutto quanto, quindi elementi di suggestione sono molto vaghi Sì, e lontani, Presidente, una però- domanda diretta. Mentre invece se si ci arriva per vie traverse alla stessa domanda, secondo me si rientra in un campo che sfugge all'indagine di questo momento perché siamo fuori dalla contestazione del reato a Pulvirenti Antonino. Che lei sappia, il Pulvirenti Antonino si è mai occupato di questa vicenda Sigros o è stato mai legato a questa vicenda Sigros? In questi termini ammetto la domanda, può rispondere Pattarino.
No, non so se lui abbia avuto un ruolo nella vicenda Sigos, però come ho detto ieri e anche in altre occasioni, essendo lui in mancanza di Piero il più alto responsabile del gruppo, sicuramente ci voleva il suo consenso per commettere qualsiasi reato, in particolare dei reati così plateali. Lei ha mai preso parte a riunioni della famiglia catanese di Cosa Nostra? Sì, in qualche occasione sono stato presente a delle riunioni, una l'ho citata ieri in occasione dell'incontro che ho avuto con il signor Mangion in quel magazzino che dicevo ieri, comunque che oggi ho ricordato, è un magazzino che si interessa di coibentazione. Altre volte mi sono incontrato ho assistito a delle riunioni, ho partecipato a delle riunioni che sono avvenute in località dove si trovava il Mangion unitamente al Pulvirenti Giuseppe. In queste occasioni, presenti a queste riunioni, ci sono stati le persone che ho già detto, il Pulvirenti Giuseppe, il Mangion Francesco, il Pulvirenti Antonino, l'Aldo Ercolano, in un'occasione c'era presente anche Pulvirenti Salvuccio, Nino Cosentino, Pino Orazio. Una volta furono presenti 2 messinesi che erano venuti ad esporre dei problemi dai vertici della nostra organizzazione. Sì, in parecchie occasioni ho partecipato a delle riunioni. Pulvirenti Armando lo conosce? No, personalmente no, però so che è il fratello di Giuseppe Pulvirenti e che si interessava di costruzioni ed altre attività lecite del gruppo. Armando le chiedevo. Pulvirenti Sì, Armando. Il fratello di Giuseppe. No, non lo conosco. Personalmente, o almeno adesso non ricordo di averlo conosciuto, ma credo che non lo conosco. Lei conosce i nomi dei fratelli del Pulvirenti Giuseppe? Io conosco il fratello Angelo perché l'ho conosciuto in carcere, conosco per nome il fratello Armando e poi conosco personalmente, per averlo frequentato diverse volte, il Pulvirenti Giuseppe stesso. Lei conosce Pulvirenti Orazio? No. Sto confondendo il nome. Senta, lei poc'anzi ha fatto riferimento alla riunione presso la ditta di coibentazione, ha precisato. Sì. Senta, lei ha mai conosciuto il responsabile o i responsabili di questa ditta? O li ha mai visti? No, non l'ho mai conosciuto, sapevo che comunque era una persona molto vicina a Tuccio Salvatore, il quale appunto metteva a disposizione del gruppo questo stabile. E non l'ha vista in occasione di quella riunione, ha detto così? No, non ricordo di averla vista, dottore. Quando vi siete recati in quella ditta, presso quegli uffici o depositi, come forse lei ha detto, vi era qualchedun altro, cioè qualche estraneo rispetto a voi, cioè a quelli che poi hanno preso parte alla riunione? Sì, vi erano degli estranei che però non mi furono presentati. Io entrai dapprima con mia madre e mi appartai in un ufficio chiuso a vetri sulla destra di questo magazzino. Entrando in questo magazzino sulla destra c'era un ufficio chiuso a vetri e lì mi appartai per un pochino con il signor Mangion e mia madre. Dopodiché mia madre rimase in quell'ufficio e io andai a sedermi in un altro tavolo unitamente al signor Mangion, Aldo Ercolano, Salvatore Tuccio e Claudio Samperi. Senta, Quattrocchi Alfredo lo conosce? Sì, l'ho conosciuto nell'88 al carcere di Noto. Allora non era molto vicino alla nostra organizzazione, anche se comunque era un nostro simpatizzante. Il motivo di questa
sua non propria affiliazione al nostro gruppo era dovuta al fatto che avevo avuto dei diverbi con Alfio Manca, che allora era un ragazzo molto voluto bene da Aldo Ercolano e che capeggiava il gruppo di Aci, sì. E poi nell'ultimo periodo, dopo la soppressione fisica di Alfio Manca, lo stesso è entrato a far parte della nostra organizzazione a pieno titolo. Il Quattrocchi l'ho incontrato diverse volte in diverse carceri, era sempre a disposizione del nostro gruppo, per il quale era disposto a fare qualsiasi cosa. Senta, in stato di libertà si è mai incontrato con il Quattrocchi? Alfredo? No, non mi sono mai incontrato perché il Quattrocchi è stato molto tempo in carcere, però quando lui uscì una volta mi mandò a dire, tramite un ragazzo che era nostro comune amico, se non ricordo male Pocoana, mi mandò a dire se avevo delle armi disponibili per lui, però non ne abbiamo fatto niente. Per lui chiedo scusa, precedentemente detto, cioè di questo diverbio che c'era tra lui e il Manca era ancora un amico nostro. Chiedo scusa, non ho compreso, delle armi disponibili per lui chi? Se io avevo a disposizione delle armi da mandare a lui. A lui chi? Lui Alfredo Quattrocchi, io lo chiamavo Alfio. Ma Alfredo Quattrocchi era in carcere allorché le mandò questo messaggio? No, mi sembra che era uscito con un permesso e si era dato alla latitanza. In che periodo è avvenuto questo? Non ricordo se nell'89 o nel 90. Credo nell'89. Lei ha avuto modo mai di discutere con il Quattrocchi Alfredo di fatti attinenti la vostra organizzazione? Sì, eravamo spesso insieme con i Quattrocchi, e nel carcere di Piazza Lanza e soprattutto nel carcere di Noto. E lì discutevamo di si davano dei giudizi sulle persone che erano vicini a noi, si discuteva un po' su quello che doveva essere il modo di operare. Era una persona molto vicina a me nel periodo in cui io ero nel carcere di Noto, anche perché io avevo dei piccoli screzi con persone che erano appartenenti a gruppi di Siracusa e contrari a me, e lo stesso Quattrocchi mi appoggiava in tutte le discussioni. Senta, nell'ambito della vostra organizzazione si è mai discusso in merito alla sua permanenza a Siracusa? Cioè come responsabile, lei ha detto di essere stato incaricato e di essere il responsabile di Siracusa con un referente diretto Nardo, ricorda? Sì, certo. Si è mai messa in discussione questa circostanza, che le ricordi? C'è stato un periodo nell'89, per dei fatti che ho riferito già in altre occasioni, quello scherzo avuto con Leonardi a causa di una estorsione dove si era fatto il nome di Giuseppe Ercolano, dove appunto mi fu detto di starmi fermo, di non fare niente, perché si doveva appurare qual era la verità. Poi fu fatta quella riunione che io ho già riferito, dove si appurò che io non c'entravo niente con questo discorso, e niente, poi fui arrestato, tornai in libertà e ripresi l'attività a Siracusa. Lei ha avuto mai interessi nella zona di Acireale o interessi diretti con il gruppo di Acireale a cui lei ha fatto riferimento? Non ricordo adesso, ma credo di no. Quelli già citati, quegli approcci più che interessi, approcci per futuri interessi. E cosa vuol dire questo? Approcci per futuri? Che ho fatto ieri, che con dei rapporti che avevo con Pennisi Giuseppe, con i fratelli Di Bella, con il Manca stesso, su eventuali scambi di cortesie che potevamo farci a vicenda.
però poi non sono stati messi in atto. Quattrocchi Angelo Mario lo conosce? Non personalmente, non mi ricordo. Ne ha sentito parlare? Sì, come fratello di Quattrocchi Alfio, ma non so se era inserito nella nostra organizzazione. Mario Mauceri lo conosce? Sì. Chi è Mario Mauceri? Nell'ultimo periodo della mia detenzione nel carcere di Brucoli, era un ragazzo che era molto vicino al gruppo di Nuccio Iacitano per sua stessa ammissione. E ha avuto modo mai di discutere con il Mario Mauceri di fatti attinenti la vostra organizzazione o il gruppo di Acireale? No, mi diceva che ad Acireale si era creato questo gruppo che era molto omogeneo, che si trovava bene col modo di operare di questo signor Nuccio. No, ma poi non siamo entrati in fatti specifici. Senta, signor Patterino, rispetto alle dichiarazioni che ha reso oggi, quando è stato sentito il 10 maggio del 93 e in particolar modo con riferimento alla posizione del Quattrocchi Angelo Mario, del quale le avevo chiesto poc'anzi, lei aveva detto delle cose in più rispetto a quello che ha detto oggi, o comunque leggermente diverse. Io le contesto questo passo al fine di chiarire qual è il punto della situazione. Il 10 maggio così aveva detto... Scusi, dottor Marino, 10 maggio di quale anno? 93. 93? Prima dell'inizio della... Dottore, scusi, il 10 maggio del 93 io non ero ancora... Chiedo scusa, 94, avvocato. Ah, 93, perciò... Siccome i verbali sono lunghissimi e io non mi sono distratto un attimino. 94, ragione, avvocato. No, c'è un riferimento a... qua nella virgolettato. Riconosco nella fotografia contrassegnata con il numero 2 Quattrocchi Antonino. Lo stesso... Ma non mi ha detto Antonino... Sì, ascolti, mi lasci finire, appunto per questo le chiedevo. Lo stesso, unitamente ai fratelli, fa parte del clan Santa Paola da poco, e ciò ho appreso nel carcere di Brucoli da Mario Mauceri, questo va dichiarato. Cioè, in buona sostanza, lei riconosce il Quattrocchi Antonino, ma dice che i fratelli del Quattrocchi Antonino erano tutti inseriti, seppure da poco, nell'organizzazione del Santa Paola. Lei poc'anzi, con riferimento al Quattrocchi Angelo Mario, ha detto che è il fratello di Quattrocchi Alfredo. Sì. E ha detto non sa se fa parte dell'organizzazione del... Infatti gli ho detto, dottore, che non so se fa parte dell'organizzazione perché non l'ho appreso personalmente da lui, quindi mi è stato detto dal Mauceri. Non posso dire come di Quattrocchi Alfio, che l'ho conosciuto personalmente, che fa parte dell'organizzazione. Poi cioè, comunque, ma la circostanza di sapere... L'ho conosciuto anche a colloquio al carcere di Noto. Come, scusi? Per quanto riguarda Quattrocchi Antonino l'ho conosciuto, non ho conosciuto Quattrocchi Angelo. Sì, ecco, io le chiedevo, allora questa notizia che lei aveva dato, cioè circa l'inserimento anche degli altri fratelli del Quattrocchi Antonino nell'organizzazione, è una notizia che lei ha preso, ma ha preso del relato, questo che vuole dire?
Sì, appunto, e per questo ho detto non lo so se fa parte veramente dell'organizzazione. Ma ricorda di aver saputo dal Quattrocchi Antonino questo? Non dal Quattrocchi Antonino, dal Maugeri Mario. Dal Maugeri Mario, chiedo scusa. Nel carcere di Brucoli nel 93. Mentre con il Quattrocchi Alfio Alfredo ha mai discusso in merito ai fratelli dello stesso Quattrocchi? Il merito a un fratello, ad Antonino, anche perché Angelo credo che sia il piccolo dei fratelli. Il merito ad Antonino, Alfio mi diceva che era quello che si sbrigava le cose per conto suo in sua assenza, che era un bravo ragazzo che si curava bene le cose per parte di Alfio. Ho capito. Mentre di Angelo Mario non ne ha mai discusso. Male, l'ho conosciuto personalmente, no, non ricordo male, l'ho conosciuto personalmente nell'88 in un colloquio al carcere di Noto. L'Antonino? Sì. Raimondo Francesco. In merito a Raimondo Francesco, io ieri ho fatto mente locale. Questo Raimondo Francesco è quel Franco Zizzo che dicevo io e di cui ho fatto confusione con Di Grazia Francesco. Ecco, quindi ne ho parlato ieri. Ha qualcosa da aggiungere rispetto a quello che ha già detto ieri? No, volevo solo dirle questo, che ho fatto confusione ieri anche perché avevo un terribile mal di testa. Signor Pattorino, Rapisarda Giovanni lo conosce? Sì, l'ho conosciuto nel carcere di Catania quando fu arrestato insieme a Pino Orazio. Mi furono presentati da Salvatore Tuccio e da Claudio Samperi come amici nostri e ci disse che eravamo la stessa cosa. Fa parte del gruppo di Enzo Santapaola ed è molto vicino ad Aldo Ercolano. Lei ha avuto modo mai di discutere direttamente con il Rapisarda Giovanni? Sì, ma non in merito a fatti delittuosi. Senta, e in che anno è avvenuta questa conoscenza? In che anno è stato ristretto al carcere quando ha conosciuto o le fu presentato il Rapisarda Giovanni? Credo sia l'87, nell'estate o nel primo autunno dell'87. Sì, io fui arrestato a giugno dell'87 a Catania, quindi o nell'estate o in quella detenzione che scontai nel carcere di Catania. Ricorda in quale cella era ristretto? Aspetti un attimino, signor Pattorino. Lui ha risposto a qualche cosa. No, caschetto no. Caschetto no, ora gli chiedo. Senti, invece mi dice che doveva trasferirsi. Senta, lei ha mai conosciuto o sentito parlare di un certo Caschetto? Sì, di Siracusa. Di Siracusa. Prima si chiamava, sono dei fratelli che prima si chiamavano Provenzano ed erano affiliati al nostro gruppo, Orazio e Giuseppe. Vostro gruppo cosa intende? Il gruppo di Siracusa, mi rifaccio alla discussione della fusione che abbiamo fatto
noi con l'ex gruppo Schiavone e poi il gruppo Aparo, poi il gruppo di Siracusa siamo diventati omogenei e abbiamo unito il mio gruppo con il gruppo di Provenzano Giuseppe, ora Caschetto, e abbiamo affrontato insieme la guerra dell'89 a Siracusa. Baudo ha parlato in termini generali per quello che lui sa che era stato parlato all'inizio. Senti il discorso del condono che sa che aveva che per 1000 ragioni che per 1000 Rapisarda Salvatore lo conosce? Non mi ricordo. Rigano Filippo? Non mi ricordo. Dottore, scusi, per come vi ho detto nelle altre audizioni, molte di queste persone li conosco per nome e in viso, però i cognomi a volte non mi dicono niente. Per dirlo. Romeo Francesco lo conosce? Conosco un Francesco Romeo per averlo incontrato in carcere. Era vicino al nostro gruppo ma non era allora affiliato al nostro gruppo. Ha sui 36-37 anni e di statura media, intorno a 1,70, 1,68, ha i capelli scuri e portava i baffi allora. Senta, lei ha conosciuto i cognati di Benedetto Santapaola? I cognati quali? Quelli che conosce, signor Pattarino, se ne ha conosciuti. Non conosciuto l'ercolano Giuseppe, che è il cognato di Benedetto Santapaola, altri cognati non me ne ricordo. Senta, lei nel corso del suo esame ha fatto riferimento a Natale Santapaola. Sì. Lei l'ha conosciuto? Il fratello deceduto che si trovava a Messina, padre di Vincenzo e di Piero Santapaola. Lei, Vincenzo e Piero Santapaola, figli di Natale, li ha conosciuti personalmente? Sia con Vincenzo Santapaola abbiamo scontato un periodo detentivo insieme nel carcere di Noto e poi ci siamo rincontrati nel carcere di Siracusa durante un transito che faceva lui insieme a suo fratello. Sì, comunque avevamo degli ottimi rapporti e tenevamo una fitta corrispondenza tra di noi. Lei a Messina ha conosciuto altri parenti del Santapaola? Opposizione, signor Presidente, sono in fondo. Signor Si Presidente. accoglie, sì. A Messina non ho capito. Ma neanche io ho capito il senso dell'opposizione. Senta, per quanto è sua conoscenza, a Messina vi era qualcuno che si occupava degli interessi dell'organizzazione vostra? Opposizione, signor Presidente, la domanda. Questi termini della domanda è ammissibile. Presidente, le chiedo scusa perché quando sono arrivata la collaboratrice non era presente. Io sono in sostituzione dell'avvocato Mario Di Giorgio nell'interesse dei suoi assistiti. Ecco. Va bene.
Allora, può rispondere, Pattari. Dottore, mi può riproporre la domanda, per favore? Le chiedevo, per quanto è sua conoscenza, a Messina vi era qualcuno che curava gli interessi della organizzazione vostra? Per un periodo si interessarono questi ragazzi di curare, Enzo e Piero, di curare qualche interesse per conto della famiglia. Poi, per come le ho riferito prima, c'è stato un gruppo che si avvicinò alla nostra organizzazione e in merito a quella discussione, a quella riunione che ho detto prima, avvenuta nell'89, appunto c'erano questi ragazzi che si erano avvicinati all'organizzazione, che per conto dell'organizzazione curavano i loro interessi e gli interessi della nostra organizzazione. Però non Quale gruppo era? Chiedo scusa perché l'ho dimenticato. Come, dottore? Quale gruppo era? Non mi ricordo, dottore, come si chiamavano queste persone. Senta, lei ha conosciuto un certo Sparacio Luigi? No, l'ho sentito nominare, personalmente non l'ho conosciuto. Ho conosciuto gli Spartà di Messina, che erano amici di Sparacio Luigi, però non sapevo che era una persona molto vicina alla nostra organizzazione. E questo da chi l'ha appreso? Dagli stessi messinesi, gli Spartà che ho detto prima, nel carcere di Noto. Ed anche da Enzo Santapaola, figlio di Natale, mi diceva che Sparacio si stava avvicinando molto alla nostra organizzazione. Questo in che tempo è avvenuto questo discorso che le fu fatto? Non mi ricordo se nell'88 o nell'89, comunque poi ne parlavamo, questo fatto poi di questi ragazzi che si avvicinarono è successo sicuramente nell'estate dell'89. Perché non l'ho letto, tu questo lo dovresti conoscere, perché tu il rapporto con me e quello è il più grosso riscontro alla NATO Italia, devi avere l'intercettazione. Signor Paterino, Romeo Riccardo lo conosce? Come ha detto? Romeo Riccardo? Sì. Ha detto Romeo Riccardo, dottore? Sì, Paterino. No, non lo conosco. Senta una cosa, lei all'inizio del suo esame, ora io non ricordo esattamente, né ho rivisto i verbali, ha fatto riferimento a un procedimento in cui è stato imputato a Siracusa. Credo parlassi di una quarantina di imputati, ora non ricordo esattamente. Il procedimento 289/85, Santapaola più 48. Ora, nell'ambito di quel procedimento, lei era imputato in quel procedimento? Era un procedimento che si trovava ancora nelle mani dell'ufficio del giudice istruttore. Sì, comunque c'era in pentola questo discorso di questo procedimento, che si dovevano fare i mandati di cattura. Sì, comunque risultavo imputato, sì, o perlomeno indagato. Lei come sapeva che si dovevano fare i mandati di cattura? Perché l'avevamo saputo tramite un commerciante molto amico del signor Mangian, Fortunato Pintaldi, di Siracusa, che era compare di un giudice di Siracusa, il quale ci avvisò che c'era questo procedimento in corso e che da lì a poco avrebbero
avrebbero fatto i mandati di cattura. Lei ha mai saputo quali erano o da che cosa derivavano gli elementi a suo carico? Da delle intercettazioni telefoniche credo che ci sono state fatte a casa, da telefonate che partivano da casa mia o da casa di mia sorella, dove il signor Mangione parlava con altre persone. E che era stato intercettato il suo telefono o comunque utenze in uso alla sua famiglia, lei come l'aveva saputo? Da persone amiche che ci informavano dalla SIP. La SIP di dove? Di Siracusa. Poi altre notizie su questo fatto le ha prese, altre notizie più particolareggiate le ha prese il signor Mangione da fonti sue. E lei sa quali fossero le fonti del signor Mangione? Come ho detto in altre occasioni, poteva contare su molte persone che ricoprivano ruoli importanti negli apparati delle istituzioni. Senta, lei ha conosciuto mai un certo Alleruzzo? Ho sentito parlare mai di un certo Alleruzzo? Ho sentito parlare di Alleruzzo Santo e di Alleruzzo una persona che ricopriva una carica istituzionale, che si interessò per farci avere notizie per questo procedimento, appunto il 289/85, e anche per un precedente arresto che avevo avuto io da minorenne. Il signor Mangione chiamò diverse volte l'Alleruzzo da casa mia chiedendogli di sbrigarci questa situazione del mio arresto. Come? Senta, poi questo processo lei l'ha subito, nel senso si è svolto un dibattimento per questo procedimento? No, questo procedimento poi non è venuto a galla, è stato inabissato per motivi che non so dirle adesso, ma ci fu comunque un grosso interessamento da parte del signor Mangione per far sì che questo procedimento non venisse a galla, anche perché risultavano indagati nello stesso procedimento, oltre a tanti uomini, anche mia madre, mia sorella e una sorella di mia madre, e quindi al signor Mangione non andava che questo procedimento venisse a galla. C'è troppa confusione in aula, dovete stare più attenti. Una volta al giudice che aveva in mano questo procedimento, che adesso non ricordo il nome, lo mandò a dire tramite Fortunato Quintaldi che non si doveva permettere di far salire mia madre in un'aula del tribunale. Chiedo scusa, signor Patrinio, mi sono distratto un attimino. Quando è più discorsivo il signor Pattarino, ha un tono di voce che si percepisce. Però questa è colpa mia che mi sono distratto. No, ma è stata una sensazione di carattere generale, quindi dobbiamo ripetere più lentamente, sì. Signor Pattarino, e con un tono di voce più alto. Signor Pattarino, se può ripetere questi ultimi concetti o questi ultimi discorsi che lei ha fatto, cortesemente. Sì, dicevo che questo discorso di questo procedimento se ne interessò in modo particolare, con molto interesse, il signor Mangione, perché oltre a una quarantina di uomini, 45 uomini che erano indagati in questo procedimento, risultavano indagate anche mia madre, mia sorella Silvana e una sorella di mia madre, a causa appunto di alcune telefonate che erano partite dai loro telefoni. E quindi, signor Chiedo scusa, quest'ultimo Pattarino, mi ascolta un attimo?
Sì. Aspetti. Lei sta dicendo a seguito di telefonate che erano partite, non ho compreso questo discorso. Telefonate che erano state effettuate dai telefoni di mia madre, di mia sorella e di questa mia zia. E quindi queste persone erano inserite come indagate in questo procedimento. E in un'occasione il signor Mangion mandò a dire al giudice competente, che era compare del fortunato Pintaldi, di non permettersi di far salire mia madre al tribunale. Senta, Mi disse che a noi poteva farci tutti i mandati di cattura che voleva, ma alle donne no. Senta, signor Pattarino, all'epoca suo padre, lei ha riferito che era latitante. Dove era latitante suo padre in quel periodo? In una locazione precisa non so darla, perché il signor Mangion era, nel primo periodo della sua latitanza non è che si nascondesse più di tanto, camminava tranquillamente, spesso e volentieri si recava a casa nostra. Infatti in una di queste occasioni ci recammo insieme al signor Mangion e a mia madre nella villa del signor Pintaldi a Fontane Bianche, dove il signor Mangion riferì questo particolare che ho appena detto al Pintaldi stesso. Aspetta un attimo. Senti una cosa, lei ha fatto riferimento nel corso del suo esame a Licciardello Antonino, ricorda? Sì. Lei sa dove abitava il Licciardello Antonino, o dove abita il Licciardello Presidente, c'è opposizione alla domanda. Già la posizione del Licciardello Antonino, che non fa parte di questo processo, all'udienza scorsa i pubblici ministeri avevano chiesto alcune circostanze. Mi sembra una lesione del diritto di difesa di un imputato. Non stiamo esaminando la posizione comunque del Il Licciardello Ministero può Antonino. fare la domanda diretta. Lei ha mai incontrato o saputo se suo padre è stato latitante presso l'abitazione di Licciardello Antonino? Sì, l'ho appreso dal Licciardello Antonino stesso e anche dal signor Mangion. In che occasione l'ha appreso? In una delle tante occasioni che mi incontravo con il Licciardello Antonino. E ricorda il tempo in cui si è fatto riferimento a questa circostanza, cioè nel periodo in cui il Mangion Francesco sarebbe stato latitante presso l'abitazione del Licciardello Antonino? Credo nel primo periodo della latitanza del signor Mangion. Cioè? Nell'84. Senta, all'epoca in cui Signor Presidente, per quanto riguarda l'aria condizionata, io chiedo scusa se faccio questa parentesi, ma penso sia importante per tutti. Stamattina ho avuto modo di telefonare al Comune e mi dicevano che dovevano arrivare dei tecnici proprio per mettere in funzione l'impianto, però mi fanno segnale che non è così dalla cabina. L'informazione non è corretta. L'impianto di aria condizionata non è collaudato e viene messo in funzione di tanto in tanto a rischio di un operatore che non è neanche demandato a questo compito. La soluzione da parte dei tecnici del Comune la si promette di giorno in giorno. Dipende dall'acquisizione di uno schema di impianto che le ditte che hanno proceduto all'impianto appunto dell'aria condizionata ancora non hanno fornito e che promettono di fornire di giorno in giorno. Questa è la situazione.
la vera situazione. Quindi cerchiamo di tamponare ogni tanto, facciamo accendere di straforo. Andiamo avanti. A proposito, se c'era la dottoressa... Una supplente, per favore, se o l'ufficiale giudiziario oppure la... Tanto procediamo. Dovreste astenervi dal fumare, chiaramente. Non lo so, ma dico, bisognerebbe non fumare. Il pubblico ministero vuole procedere, per favore. Senta, signor Patterino, lei ha fatto riferimento a questo procedimento. Lei sa quali fatti erano stati attenzionati in questo procedimento e che riguardavano la posizione del Mangion Francesco? Non la ricordo, non ricordo che posizione avesse il Mangion in questo procedimento. Comunque si trattava di un'associazione mafiosa, il capo di imputazione era un'associazione mafiosa e il tutto, come l'ho detto, partiva da uno stretto giro, anzi non stretto, un vasto giro di telefonate che con molti dei personaggi che poi risultarono indagati. All'epoca indagati in questa inchiesta c'erano Belfiore Salvatore, Belfiore Calmelo, alcuni noti commercianti siracusani, il fratello di mia madre Corrado Amato, il Santa Paola, il Licciardello Antonino e tanti altri che adesso non ricordo. Perché tutto il materiale si trovava già nell'altro dicendo. Gammino su questo poteva discutere. Comunque ora vediamo poi. C'è la cosa del rustico che non riscontra la grave. Non so, ma il fratello è che al momento dell'omicidio bravo il suo padre. Sì, lo so. Ti ho detto. Sì o no? Comunque. Senta, signor Patterino, conosce Salemi Salvatore? Non mi ricordo. Salvo Antonino? No. Senta, lei ha mai conosciuto o sentito parlare di una persona chiamata Celentano? No, dottore. Ho sentito parlare di una persona che era affiliata alla nostra organizzazione che lo chiamavano Celentano, però non l'ho conosciuto e non... Ne ha sentito parlare da chi? Da Claudio Samperi, da Angelo Santapaola, nel periodo in cui mi trovavo detenuto nel carcere di Piazza Lanza, nell'87-88. Sansone Francesco lo conosce? No. Non ho sentito, Patterino. No, dottore. Senta Paolo Angelo che ci dobbiamo fare. Senta, per quanto riguarda Santa Paola Angelo, oltre quello che ha già riferito nel corso del suo esame, ha qualcosa da aggiungere o qualche altro particolare da aggiungere? No, nessun altro particolare mi sovviene in questo momento. Santa Paola Benedetto, quanto ha riferito? Per quanto riguarda il Santa Paola Benedetto, oltre a quello che ha già riferito? No, non ho altro da aggiungere. Santa Paola Francesco del 61. Il fratello di Angelo Santapaola, detto Champagne, anche lui è affiliato all'organizzazione
la nostra organizzazione e unitamente al fratello Angelo si interessavano nel traffico degli stupefacenti. Sa se il Santa Paola Francesco del 61 di cui sta parlando sia o meno inserito in qualche gruppo in particolare? Credo che fosse inserito nel gruppo dove faceva parte suo fratello. Io quando andavo a trovare Angelo Santa Paola lo trovavo sempre insieme a suo fratello e comunque uno curava gli interessi dell'altro. Senta, lei ha mai commesso reati direttamente con il Francesco Santa Paola di cui sta parlando? No. Santa Paola Salvatore del 58. Non l'ho conosciuto personalmente, so essere il parente di Angelo Santa Paola che era inserito nel gruppo di Santo Battaglia. Sa di che cosa si occupasse all'interno del gruppo? No, dottore, non lo so. So che faceva parte del gruppo che ho appena detto. Senta, lei sa se il Salvatore Santa Paola avesse qualche soprannome? Sì, ha un soprannome, ma non me lo ricordo, dottore. Lei ha parlato in alcune occasioni di Santa Paola Vincenzo del 56, cioè figlio di Salvatore. Sì. Lei, volevo chiedere specificamente, ha commesso mai reati col Santa Paola Vincenzo, figlio di Salvatore? No, non ho commesso mai reati, non ce n'è stata l'occasione. Lei sa che ruolo ricoprisse o di che cosa si occupasse all'interno dell'organizzazione il Vincenzo Santa Paola? Ne ho parlato, era responsabile del gruppo che faceva riferimento alla Renault, in via Ionio credo che sia. Era responsabile di questo gruppo e si interessavano di estorsioni e di altri affari illeciti. Anche Santa Paola Vincenzo conosco sin da quando ero piccolo. Chi erano le persone dell'organizzazione più vicine al Santa Paola Vincenzo? I parenti... No, chiaramente per quanto riguardava la sua attività all'interno dell'organizzazione. All'interno dell'organizzazione le persone più strette a lui erano il Rapisarda stesso, i fratelli Branciforte. I fratelli Branciforte erano molto legati al Santa Paola Vincenzo e anche Salvatore Bruno, detto Turi Karate, era molto legato a Vincenzo Santa Paola. Santocono Carmelo, lo conosce? Sì, è un parente di Aldo Ercolano e comunque li faceva da autista. In più di un'occasione l'ho incontrato quando io mi dovevo incontrare con Aldo, quando Aldo veniva a trovarmi durante la latitanza. L'ultima volta che l'ho incontrato è stato in una riunione che si è tenuta a casa del signor Nardo. Erano presenti Ercolano Aldo, Nardo Sebastiano, Santocono Carmelo, io, Umberto Piantini e Antonio Trigilia e Giuseppe Giampava. Senta, in che periodo si è avuta questa riunione? Nella primavera del 92.
la ragione di quella riunione, cioè di cosa si discusse in quell'occasione? Non mi ricordo di fatti specifici, comunque c'era in ballo la discussione che si doveva sopprimere Agostino Urso, che ci stavamo studiando Agostino Urso. Chiedo scusa, lei ha menzionato una serie di persone che hanno partecipato e che erano presenti a questa riunione. Con riferimento al Sant'Ocono Carmelo, in quell'occasione ebbe modo di partecipare direttamente alla riunione o era lì soltanto presente? No, siamo stati tutti insieme seduti in un tavolo e dopo abbiamo pranzato tutti insieme. Cioè, quando si è trattato l'argomento di cui ha detto poc'anzi, il Sant'Ocono Carmelo era presente? Sì. Ricorda altre occasioni in cui lei ha riferito di altre occasioni in cui ha incontrato o avuto modo di vedere il Sant'Ocono Carmelo? Sì, altre volte l'ho incontrato nell'ufficio della ditta di Mangion Vincenzo, sempre unitamente ad Aldo Ercolano. Ricorda in quell'occasione la ragione di quell'incontro, se ve n'era chiaramente? No, io mi trovavo lì casualmente, ho incontrato parecchie volte no. Ricorda in uno di questi incontri qualche fatto specifico di cui si ebbe a discutere, oppure furono incontri casuali? Occasionali, furono degli incontri occasionali, non c'era un motivo ben preciso e non ricordo di discussioni fatte tranne quella che ho appena detto. Lei solitamente quante volte in un mese poteva incontrare l'Aldo Ercolano? Io mi recavo spesso dal Mangion Vincenzo e altrettante volte mi incontravo con Giuseppe Mangion e quindi spessissimo durante questi incontri incontravo l'Aldo Ercolano, poi invece per ragioni che mi voleva parlare lui o che mi mandava a chiamare o che scendeva lui poteva capitare 2 volte, 3 volte al mese. E le volte che ha incontrato l'Aldo Ercolano ricorda se era presente o meno il Sant'Ocono Carmelo? Nell'ultimo periodo, quindi nel 91-92, era sempre presente il Sant'Ocono Carmelo, perché come ho detto prima gli faceva da autista ad Aldo. Lei ha già riferito in merito al Santo Nocito Carmelo, oltre quello che già ha detto, ricorda qualche altro fatto, episodio specifico che riguardi il Santo Nocito Carmelo? No, dottore, non ricordo altro. Ricordo tantissimo di Santo Nocito Carmelo a livello affettivo perché è una delle persone a cui sono stato più legato, ma non ha attinenza con questo discorso. Scalia Vincenzo Santo, lo conosce? No. Senta, lei ha fatto riferimento al responsabile del gruppo di Acirreale, lo vuole ricordare come si chiama? Il responsabile della Cese era Iano Ercolano, il rappresentante della Cese era Iano Ercolano, il responsabile era Nuccio Iacitano, però il cognome non lo so. Il cognome non lo sa. Oltre quello che ha già riferito sul Nuccio Iacitano, ricorda qualche altra cosa? No. Lei comunque non l'ha conosciuto personalmente, mi pare che abbia detto No, così. non l'ho conosciuto personalmente. Ricordo un altro episodio, dottore.
Durante la mia permanenza dopo la collaborazione nella zona della Cese, il signor Licciardello riferì appunto che un amico fraterno Licciardello Antonino riferì a mia sorella che un amico fraterno del signor Mangio mi si stava interessando per sapere l'esatta collocazione dove ero io sotto protezione, e infatti da lì a poco vennero a sapere che io ero lì, e quindi si diceva che era stato Nuccio ad interessarsi di questo fatto. Lo diceva chi? Il Cerdello diceva che Nuccio si stava interessando di questo fatto, cosa che riferiva a mia sorella e a mio cognato Carmelo Magri. Infatti in un'occasione di un appuntamento telefonico con mio cognato Magri dopo la mia collaborazione mi disse appunto: ma tu conosci un certo Nuccio in questa zona? Dico sì, è un appartenente alla nostra organizzazione. E il discorso finì lì, perché non ci prolungavamo tanto a parlare al telefono. Quindi capì che se era lui che si era interessato per far scoprire dove ero io, cosa che in effetti scoprirono. Si sta riallacciando al discorso che ha fatto all'inizio del suo esame? Sì, perfetto. Sì. Sì. Scuderi Antonino lo conosce? Non mi ricordo, dottore. Scuderi Salvatore? Non mi ricordo. Di questo il signor Rosarni ha chiesto. Una persona soprannominata Nino Avecchia la conosce o ne ha sentito parlare? Sì, ne ho sentito parlare e se non ricordo male l'ho incontrato nell'89 insieme quando andai a trovare il Malpassoto, e un'altra volta credo mi venne a trovare lui unitamente a Nino Cosentino in una villa dove ero latitante io nella Costa Saracena. E che lei sappia, questa persona era inserita in qualche organizzazione? Se stiamo parlando della stessa persona, era inserita nella nostra organizzazione. Aspetta. E senta, ricorda le ragioni o di cosa si discusse in quelle occasioni in cui avete avuto modo di incontrarvi con questa persona che ha menzionato? No, non ricordo, dottore. Lei sa di che cosa si occupasse all'interno della vostra organizzazione il Nino Avecchia? No, non lo so. Lei sa se il Nino Avecchia avesse o meno fratelli inseriti in qualche organizzazione? No, dottore, le ho detto, le informazioni che ho avuto su questa persona sono labili, quindi non so di altre cose. Senta, lei ha mai conosciuto o sentito parlare di un certo Turischeggia? Sì, ma non mi ricordo in che occasione. Com'è? Cioè non ricorda neanche come mai nacque questo discorso? Ho capito. Lei ha fatto riferimento nel corso del suo esame a Strano Giuseppe. Sì. Ed anche a Strano Mario. Sì. Specificandone anche i soprannomi. Senta, quando ha conosciuto e lo Strano Giuseppe e lo Strano Mario? Da piccolino, perché loro unitamente al signor Mangian si interessavano del contrabbando di sigarette. Sin da piccolino io sono stato vicino a queste persone, allora quando facevano questo contrabbando in una zona di Siracusa che si chiamava, lo chiamavamo a questo da Braccio di Ferro, è la zona di Fondaco Nuova a Siracusa. Quindi sin da piccolo ho conosciuto queste persone, perché spesso frequentavano la mia casa. Senta,
lei ha riferito durante il periodo in cui il Santa Paola Benedetto è stato latitante presso la vostra abitazione che numerose persone venivano a trovarlo. Ricorda? Sì. Ricorda di aver visto mai in quelle occasioni o lo strano Giuseppe o lo strano Mario? No, mai. Durante il periodo che Zionitto è stato a casa mia, no. Senta, lei sa di che cosa si occupassero specificamente all'interno dell'organizzazione e lo strano Giuseppe e lo strano Mario? Prima si occupavano del contrabbando delle sigarette, poi lo strano Giuseppe si occupava in particolar modo del traffico delle sostanze stupefacenti e unitamente a suo fratello Mario. Senta, e questo se lo può collocare nel tempo? Quando lei ha saputo che lo strano Giuseppe e lo strano Mario si erano occupati o iniziavano a occuparsi delle sostanze stupefacenti? Da quando ho iniziato ad andarli a trovare a Piazza Galatea e poi il signor strano Giuseppe mi fece una proposta se volevo acquistare mezzo chilo di cocaina da lui a 40.000 lire nel 92, inizio 92 a Siracusa. Lui veniva spesso a Siracusa e a volte veniva anche il fratello Mario e una volta in particolare mi disse appunto se potevo fargli smerciare mezzo chilo di cocaina che me l'avrebbe passata a 40.000 lire. Io dissi che dovevo prendere tempo perché dovevo avvisare di questo fatto il signor Mangion. Lui andò a dire questa cosa al signor Mangion in modo diverso da come l'aveva prospettato a me, dicendo al Mangion stesso che ero stato io a chiedergli questo stupefacente, cosa che in effetti non era vero e non è vero. Senta, perché lei doveva avvisare il signor Mangion? Perché, come le ho detto, nel periodo in cui i signori Strano erano stati detenuti nel carcere di Piazza Lanza per quell'inchiesta sul traffico di stupefacenti, questi signori si lamentavano parecchio e quindi non erano visti tanto di buon occhio, anche se il signor Mangion aveva il debole per queste persone perché erano cresciute insieme. Da chi non erano ben viste queste persone? Da un po' da alcuni, dal Mangion Giuseppe, dal Licciardello Antonino, i quali dicevano che queste persone erano opportuniste, anche se davano per sfortunato il signor Strano Mario perché si trovava in una condizione economica nell'ultimo periodo non molto felice. Senta, lei ricorda altre occasioni in cui ha avuto rapporti diretti con lo strano Giuseppe per questa attività degli stupefacenti? No, altre volte mi sono recato a Piazza Galatea per i motivi che ho detto in altre occasioni per parlare con il Sant'Onofrio e quindi erano tutta una catena loro. In che senso erano tutta una catena loro? Facevano parte dello stesso gruppo, quindi che si esponesse o l'uno o l'altro per il traffico di stupefacenti andava tutto nel loro gruppo. Quale gruppo? A quale gruppo fa riferimento? Piazza Galatea. Quando lei si recava a Piazza Galatea, vi si recava soltanto per incontrare il Sant'Onofrio allora? No, andavo un po' per incontrare le persone che mi avevano cresciuto, però in più di un'occasione sono andato a trovare il Sant'Onofrio che è una delle persone più vicino a mio padre. Lei si è mai recato? Lei si è mai recato a Piazza Galatea per discutere di fatti attinenti all'organizzazione? Cioè, lei sta dicendo di incontri
per ragioni affettive o di frequentazione familiare. Anche perché dovevo incontrare il signor Giuseppe Maggio, mio fratello di Francesco, o perché dovevo parlare col Sant'Onofrio stesso, o perché avevo bisogno di incontrare una persona e il mio punto di riferimento era là. Ad esempio nell'89, quando uscì dal carcere, il primo posto dove mi recai fu appunto in piazza Galatea, dove mi dissero che era scoppiata la guerra con i Ferrera e che non era il caso che io camminassi così tranquillo. Col signor Strano Mario invece ci siamo visti fino all'ultimo periodo. Mi feci prendere in gestione tramite il testamario il bar che avevamo nella nostra bisca clandestina a Brucoli, proprio perché lui si lamentava del fatto che non navigava in una buona condizione economica. E questa bisca come si chiamava, signor Pattarino? Il Piccolo Tennis, sita a Brucoli, di proprietà di Vittorio Ribaudo. Suraniti Rinaldo lo conosce? No. Tomaselli Antonio? Non me lo ricordo. Tomaselli Giuseppe? No. Una persona chiamata Renato la conosce? Non mi ricordo, dottore. Mario Tornabene lo conosce? Penso di sì, è una persona della Cese, sì, credo di averlo conosciuto in carcere. Non mi ricordo se è Mario o Enrico che l'ho conosciuto in carcere. Mario? Enrico. E questa persona, che lei sappia, era inserita in qualche organizzazione? Se la persona che dico io era inserita nel gruppo di ACI, appunto con Nuccio Iacitano. E può dare una descrizione, se la ricorda, di questa persona? No, dottore, l'ho conosciuto tanto tempo fa, non sto riuscendo a focalizzarlo. Tringalo Giuseppe lo conosce? Sì, l'ho conosciuto a piazza Galatea e l'ho rivisto in carcere a Brucoli nel 92, credo, nel 91 o nel 92, sì. Faceva parte della nostra organizzazione, si interessava del traffico degli stupefacenti. Senta, se innanzitutto può dare una descrizione di questa persona. Se è la stessa persona di cui parlo io, è una persona di media statura ed ha un problema a una delle gambe, cammina in modo claudicante.